Ringrazio il Signore per avermi fatto nascere in una famiglia profondamente cristiana, dai miei genitori Achille e Luigia, ricchi di fede. Mi hanno insegnato la preghiera, la fedeltà alla Santa Messa, la devozione alla Madonna, la fedeltà ai propri doveri e un grande amore alla Chiesa. Ho iniziato a 5 anni a fare il chierichetto e ho ricevuto molto dall'oratorio che ho sempre frequentato. Vedendo i miei preti è nata in me la vocazione sacerdotale. Ringrazio il Signore per le preziose esperienze pastorali che ho vissuto, prima a Valle Olona di Varese, poi a Lecco Maggianico, poi a Suello, a Paderno Giuliano e infine come residente con incarichi pastorali a Broncio di Garbagnate Monastero nella comunità pastorale dei Santi Martino e Benedetto. In ogni posto ho cercato di mantenere sempre fresco e vivo il mio sacerdozio, privilegiando in modo speciale gli oratori, i malati, la liturgia, l'annuncio della parola di Dio, il contatto diretto con la gente. Davanti ai miei occhi stanno i miei difetti, i miei sbagli, le mie debolezze, le mie incoerenze. Per questo chiedo a tutti di pregare per me, perché il Signore abbia compassione di me, mi conceda il suo perdono e mi accolga nel suo regno. Aiutatemi a chiedere il suo perdono e la sua misericordia a Dio, così da poter entrare quanto prima nell'eterna giovinezza che avremo nella casa del Padre. Domando perdono a coloro a cui ho dato cattivo esempio, a chi non ho amato come avrei dovuto. Domando scusa e comprensione. Vi porto tutti nel cuore, vi ricorderò davanti al Signore. Pregherò per ciascuno di voi, per le vostre famiglie, per i vostri figli, i vostri bambini, per i malati. Pregherò perché abbiate ad amare sempre la Chiesa e a collaborare nella vita pastorale con chi ha e ha responsabilità di guidare la comunità pastorale. Professo ancora una volta la mia fede cattolica, il mio profondo attaccamento al Papa, la mia comunione con il Vescovo, il vicario episcopale, il decano, il responsabile della comunità pastorale in cui mi trovo e con tutti i miei confratelli del sacerdozio. Voglio che il mio funerale sia fatto nella massima semplicità. Chiedo che si facciano, se possibile, questi canti. Ecco, viaggio nella vita, prendimi per mano, Dio mio. Nessun amore più grande di chi ha dato la vita. La casa della speranza, con le parole del cardinale Comastri che mi ha sempre accompagnato con la sua amicizia e la sua preghiera. Ripeto quelle parole scritte sull'immaginetta di mia mamma. Pregate per me, pregate per voi, pregate tra di voi. Vi aspetto tutti in paradiso. Che nessuno manchi a questo appuntamento nella casa del Padre, dove ritroveremo tutti coloro che ci hanno amato e ci hanno preceduti lassù. Grazie a tutti e arrivederci. Don Giacomo Tagliabue.